Due poliziotti sono rimasti feriti, uno con prognosi di quasi un mese durante una protesta dei detenuti nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. I sindacati chiedono più sicurezza per il personale. Un 84enne di Mira deceduta in terapia intensiva a Dolo, il primo caso di morte per West Nile nel veneziano e il nuovo caso anche a Campo Nogara, un 65enne ora ricoverato all'ospedale di Mirano. Parlano i ragazzi inseguiti ed aggrediti a pugni e calci sabato notte a Jesolo da un gruppo di stranieri ubriachi. Ora abbiamo paura, le indagini anche attraverso un video girato da un residente. Un morto e diversi feriti nell'incidente che ha coinvolto in Croazia un gruppo di 8 giovani padovani e veneziani che rientravano dalle vacanze. A perdere la vita un 19enne di Piove di Sacco. Agenti del commissariato di Chioggia si tuffano in mare e salvano una ragazza minorenne che rischiava di annegare nei pressi della Darsena. Le Saline, è accaduto attorno alle 2:30 di notte. Continuano ad aumentare i danni provocati dalla siccità all'agricoltura veneta e veneziana. Per Coldiretti la perdita di raccolto oscillerà tra il 60 e il 65%. Grazie ai fondi del PNRR la Biennale farà investimenti strutturali in alcune zone e quartieri della città, dall'Arsenale al Lido fino a Forte Marghera. L'annuncio del presidente Roberto Ciccuto. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la rivolta del carcere che si è verificata oggi a Santa Maria Maggiore a Venezia. 2 poliziotti sono rimasti feriti, uno ha una prognosi di quasi un mese. I sindacati della polizia penitenziaria chiedono urgentemente maggiore sicurezza all'interno del carcere. Due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti da alcuni detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Che all'interno del penitenziario si stesse vivendo un momento di forte tensione se n'era accorto tutto il vicinato, viste le ripetute urla d'aiuto e il baccano di pentole sbattute contro le inferriate che avevano squarciato il silenzio della domenica mattina in Rio Terra dei Pensieri. Ad avere la peggio sono stati 2 agenti intervenuti per calmare i detenuti, vittime entrambe di una violenta aggressione. Il motivo ancora non si sa, so soltanto che uno ha riportato oltre 25 giorni di prognosi riservata e un altro oltre 10 giorni di prognosi. Gianpietro Pegoraro è coordinatore regionale della funzione pubblica della CGIL per la polizia penitenziaria. Il sindacato sostiene di avere già segnalato a giugno la pericolosità di alcuni passaggi in comune tra detenuti e personale, in particolare lungo i corridoi delle sezioni. Ci sono poi altri problemi strutturali. Il primo è il problema dell'organico, il secondo sovraffollamento, il terzo che riguarda soprattutto i detenuti che non sono impiegati in attività trattamentali e quindi porta a fare tante ore in ozio, e poi anche problemi per quanto riguarda detenuti che hanno problemi psichiatrici. La FP-CGIL ha chiesto un incontro urgente con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, non solo per l'avvio di lavori che eliminino la presenza di passaggi comuni tra poliziotti e detenuti. C'è anche la mancanza di protocollo di intervento, perché noi in caso, come è successo ieri, non sappiamo come intervenire, oppure in caso di un detenuto che tenta suicidio oppure che aggredisce un altro detenuto, non siamo nelle condizioni come intervenire, non abbiamo nessuna direttiva in merito. Cioè nel caso ci fosse un'aggressione a una guardia carceraria non esiste un protocollo di intervento? Esatto, non c'è. Primo caso di morte da West Nile nel veneziano, si tratta di una 84enne residente a Mira, un altro 65enne ricoverato a Mirano. Primo caso di morte di West Nile nel veneziano, la malattia trasmessa dalla puntura di zanzara di provenienza africana. Si tratta di una 84enne residente a Mira e ricoverata in terapia intensiva a Dolo con febbre, vomito e diarrea lo scorso 16 luglio. La paziente è deceduta domenica 31 luglio. Inoltre si registra un nuovo caso di West Nile a Campo Nogara. Questa volta ha colpito un 65enne ricoverato all'ospedale di Milano a causa del virus che gli ha provocato l'encefalite. Al momento le condizioni dell'uomo stanno migliorando, nonostante fossero parse da subito gravi.
Da alcuni giorni il 65enne provava senso di spossatezza, confusione mentale, febbre e mal di testa che lo hanno spinto a recarsi in ospedale. Dapprima è stato condotto al reparto di rianimazione ed è stato intubato. Si è inoltre proceduto ad una sedazione controllata per tenere sotto controllo la malattia. Molto preoccupati i familiari e i conoscenti, anche perché gli accessi agli ospedali sono sottoposti a rigidi protocolli. Questo rappresenta il 6º caso di West Nile nel veneziano. La malattia sembra colpire maggiormente gli anziani, sebbene siano molti i casi che interessano anche i giovani. Pertanto i sanitari raccomandano attenzione, in quanto la malattia può presentare sintomi gravi. Ora abbiamo paura. I ragazzi aggrediti a Jesolo in via Olanda la notte scorsa vogliono dimenticare quei terribili momenti quando un gruppo di stranieri ubriachi li ha inseguiti e picchiati. Sentiamo. Si sta facendo il possibile per dimenticare quella sera, perché comunque è stato un momento di terrore da parte di tutti e sì, non lo auguro assolutamente a nessuno. C'è ancora paura negli occhi di Marco quando ripercorre quei momenti terribili. Venite presto, ci stanno picchiando. Sono queste le parole del giovane ventenne trevigiano al 112. Intanto la furia di questo gruppo non si placava. Pugni, calci, schiaffi. Si tratta di uomini forse dell'est Europa, lattine in mano, ubriachi. Abbiamo provato di lì di fermarsi, ma loro continuavano. Dal video si vede anche un loro amico che li tiene, ma erano scatenati. Loro volevano pestare, volevano tirar fuori la forza ad ogni costo. All'arrivo dei carabinieri e dell'ambulanza gli aggressori si erano dati alla fuga. A terra il ventenne di Montebelluna trasportato in ospedale. Sta meglio, ma per ora è tornato a casa, ne avrà per una decina di giorni. Queste cose ti segnano, perché dopo hai paura di uscire, non ti senti mai al sicuro da nessuna parte, anche perché là era come la piazza che frequentavamo, i posti le strade che facevamo ogni giorno. Immediate le indagini dei carabinieri che hanno visionato il video fatto da una persona residente nella zona dell'aggressione. Una volta identificati verranno accusati di lesioni personali aggravate. Almeno 3 gli uomini che hanno colpito i giovani, anche se il gruppo era più numeroso. Quella è gente pericolosa e la giustizia qua non funziona. Quindi c'è paura? Sì, perché alla fine non succede mai niente, si faranno l'interrogatorio, escono fuori, ciao, amici a fare lo stesso che facevano prima. E loro erano inconsci, perché sennò non vai a menare gente di notte gratis. E sul fenomeno della mala movida jesolana sono intervenuti oggi il direttore generale dell'ULSS 4 del Veneto Orientale ed il sindaco di Jesolo. I controlli continuano. Non è un problema sanitario, questo è un problema di aspetto sociale che coinvolge l'azienda, coinvolge la comunità nel suo complesso. La mala movida è sempre più diffusa sul litorale jesolano. L'aggressione per strada di sabato sera è solo l'ultimo di una serie di episodi violenti in città, drammi umani e disagi che i giovani stanno vivendo. I protagonisti sono per lo più ragazzi che provengono dall'entroterra del Basso Piave, oppure sono trevigiani, veneziani o padovani. Il comune denominatore la noia. Vivono il litorale di notte per lo sballo del sabato sera in cerca di emozioni forti che scaturiscono in pestaggi, accoltellamenti e aggressioni. Abbiamo un progetto di collaborazione con i comuni del Veneto Orientale che prevede, attraverso i servizi per le dipendenze, ma perché lì abbiamo figure diverse, psicologo, educatore, assistente sociale, intervenire nelle scuole con i ragazzi, nei casi in cui la scuola ci segnali situazioni di disagio, con le famiglie. Nel weekend i controlli delle forze dell'ordine si intensificano per prevenire irregolarità quali la somministrazione di alcolici a minori e il porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere, comportamenti che insieme allo spaccio mettono più a rischio la sicurezza nei locali notturni, lasciando dietro di sé una scia lunga di aggressioni e violenze che però non hanno portato a un aumento degli accessi nei pronto soccorso del Veneto Orientale nei fine settimana.
i dati che abbiamo sono fisiologici. Questo non significa che li accogliamo e ce ne facciamo una ragione, quindi comunque dobbiamo intervenire, cioè noi vorremmo che violenza zero nei luoghi del divertimento, nei luoghi delle vacanze. Anche con i nuovi arrivi delle forze dell'ordine che saranno consolidati da oggi con ulteriori 25 fra Carabinieri e Guardia di Finanza, abbiamo vissuto un weekend senza episodi degni da sottolineare. C'è stato questo episodio nella zona di Piazza Milano su cui lasciamo che i Carabinieri concludano le indagini e quindi capiremo anche i contorni. Ovviamente sono episodi da censurare nella maniera più assoluta. Ed ancora cronaca, incidente mortale in Croazia, coinvolta una comitiva di giovani padovani e veneziani di ritorno dalle vacanze, a perdere la vita un 19enne di Piove di Sacco. Un morto e alcuni feriti, e questo è il bilancio ancora provvisorio di un incidente stradale avvenuto in Croazia nel fine settimana. Vittime un gruppo di 8 giovani veneti, in particolare padovani e veneziani, che stavano facendo rientro in Italia. A perdere la vita Andrea Bellingardo, un 19enne di Piove di Sacco, mentre altri sarebbero rimasti feriti, alcuni in modo grave, ma sembra non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, gli 8 giovani viaggiavano a bordo di 2 auto quando, per cause in corso di accertamento, nei pressi dell'isola di Pag, la prima è stata coinvolta in uno scontro frontale con un'altra auto e la seconda avrebbe tamponato l'auto degli amici. Il giovane era molto conosciuto a Piove di Sacco, la famiglia sarebbe già partita per la Croazia, in rete anche il cordoglio della società di calcio polisportiva Corte. I feriti sono ricoverati all'ospedale di Pola. E gli agenti del commissariato di Chioggia hanno salvato una ragazza minorenne che rischiava di annegare nei pressi della darsena Le Saline. Si sono tuffati in acqua alle 2:30 di notte, riuscendo a raggiungere e salvare una minorenne che rischiava di annegare a Chioggia. Protagonisti 2 agenti di polizia fermati poco prima a bordo della volante da un uomo visibilmente scosso che chiedeva aiuto. La figlia, che si era tuffata in acqua dal ciglio della banchina marittima in direzione della darsena Le Saline, era scomparsa dalla vista dei familiari. Sentendo in lontananza un flebile grido proveniente dalla sponda opposta, gli agenti sono riusciti a intravedere la giovane che annaspava in evidente difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo e del mare. I poliziotti si sono subito tuffati in acqua, riuscendo ad afferrare e far salire la ragazza su di un'imbarcazione ormeggiata nei pressi, salvandola dall'annegamento. Ed ancora cronaca, perché poco fa i vigili del fuoco hanno rinvenuto tra Mira ed Olo nel Naviglio del Brenta il corpo senza vita di un uomo. Potrebbe trattarsi del cittadino ucraino di 55 anni che risulta disperso appunto proprio nelle acque del Naviglio. L'uomo si era tuffato ieri in acqua per rinfrescarsi. Gli amici che erano con lui ad un certo punto non l'hanno più visto. Le ricerche sono partite subito ieri e sono riprese questa mattina con l'elicottero dei vigili del fuoco e i sommozzatori di Bologna, in quanto quelli del Veneto sono impegnati a Rovigo in una ricerca analoga. Questo pomeriggio si è anche alzato l'elicottero veneziano appunto di rientro da Rovigo, che ha fatto un secondo sorvolo in zona. Purtroppo, appunto, dicevamo proprio poco fa, è stato ritrovato un corpo ed è in corso l'identificazione. Una 69enne veneta in Svizzera per morire. La donna, malata di un tumore polmonare incurabile, si è rivolta all'associazione Luca Coscioni per accedere legalmente al suicidio assistito. Un tunnel di dolore senza fine, dove la speranza lascia spazio solo alla consapevolezza che nulla si può più fare. Così, giorno dopo giorno, Adelina, un nome di fantasia per rispettare la sua privacy, ha maturato la sua decisione, quella di morire. 69 anni, pensionata, residente nel Veneto, affetta da una grave patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi. Ha resistito, ha combattuto fino a quando ha voluto dire lei la parola fine. Fine ad un calvario che non sarebbe
sarebbe mai terminato e che avrebbe portato alla sua morte. Così, dopo tanta sofferenza, Adelina ha chiamato l'associazione Luca Coscioni, una telefonata per chiedere di aiutarla a morire, per chiedere di poter accedere legalmente al suicidio assistito. Ad accompagnare la 69enne nel paese elvetico Marco Cappato, tesoriere dell'associazione, che rischia però, per quella che lui considera una disobbedienza civile, 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio. Adelina non rientra nei casi previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato DJ Fabo per l'accesso al suicidio assistito in Italia. Nel nostro paese, infatti, proprio grazie alla disobbedienza civile di Cappato per l'aiuto fornito a Fabiano Antoniani, il suicidio assistito è possibile e legalmente in determinate condizioni della persona malata che ne fa richiesta, ovvero una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. Adelina invece non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Sto accompagnando in Svizzera una signora gravemente malata, solo lì può ottenere quello che deve essere un suo diritto, sarà libera di scegliere fino alla fine, ha dichiarato Marco Cappato. Lei la sua scelta l'ha già fatta, un'attesa ulteriore avrebbe potuto infatti determinare solo ulteriori sofferenze e peggioramenti, vista la progressione della malattia già in fase avanzata. Adelina è già in Svizzera. La siccità ora continuano ad aumentare i danni provocati all'agricoltura del veneziano e del Veneto. Secondo Coldiretti la perdita di raccolto oscillerà tra il 60 e il 65%. Quanto ha perso lei in percentuale? Percentuale siamo attorno a un 45-50% oggi, che vedremo quest'inverno perdere il 60-65%. Davide Montino non ha neanche 30 anni. L'azienda agricola a Milano se l'è messa in piedi da solo pochi anni fa. Delegato dei giovani di Coldiretti Venezia, fa parte di quella nuova generazione che ha puntato su un settore oggi messo in ginocchio da una siccità le cui conseguenze sono appena iniziate. Questo quando l'ha piantato? Questo abbiamo piantato una quindicina di giorni fa, soia il secondo raccolto e come vediamo si sta già allestando prima di emergere dal terreno. Questo oramai è andato? Questo oramai è andato. Qui lei prima coltivava radicchio? Qui coltivavamo radicchio e doveva ritornare radicchio quest'anno. Visto l'emergenza siccità e non sapevamo se riuscivamo a avere acqua per irrigare, abbiamo deciso di seminare soia. Però sembra che la soia niente da fare. Sono più di 3 mesi che qui non si vede una pioggia degna di questo nome. Anzi, la poca che è caduta ha portato più danni che benefici, generando funghi patogeni che danneggiano le colture. Questi 2 anni stati di fiori sono secchi. I fiori della soia è secco. Qua doveva esserci tutti i baccelli di soia, ma qua ormai... Qui non si ricava niente. Qui non si ricava niente. A portare un po' di conforto è rimasto il lusore. Il suo livello si è abbassato di 1,5 metri, la qualità dell'acqua è quello che è, tanto che sono morti diversi pesci, però intanto c'è. Basta infatti fare qualche chilometro e altri agricoltori non hanno la stessa fortuna. Tra periodi di siccità e di forte maltempo, il meteo è davvero cambiato. L'anno scorso, più o meno nel periodo estivo, abbiamo subito 3 trombe d'aria e ci hanno fatto parecchi danni. Abbiamo 3 tunnel per garantire comunque della produzione sia anticipate che posticipate dei prodotti, però sono andate completamente distrutte. È sempre più difficile. È sempre più difficile, sì. Aumentano gli infortuni sul lavoro in Veneto, 7 in più rispetto all'anno scorso. Il dato sul Veneto non è confortante per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Il tragico fenomeno degli incidenti sul lavoro rappresenta uno stillicidio quotidiano. In Veneto si registrano 47 decessi da gennaio a giugno 2022, 7 in più rispetto al 2021. La media mensile rimane tragicamente invariata, quasi 8 vittime sul lavoro al mese, 2 ogni settimana. Le province un po' più critiche sono quelle dove è più concentrata la moltitudine di aziende, penso alla provincia di Verona e penso invece a tutte le aziende della provincia di Venezia che sono un po' più eterogenee per quanto riguarda le loro attività. Però insomma l'attenzione deve essere dappertutto, non ne farei neanche una distinzione per provincia, deve essere un'attenzione per tutto e per tutti.
Rovigo è la provincia veneta in cui i lavoratori rischiano di più, seguono Verona, Belluno, Venezia e Vicenza, mentre a Padova e Treviso l'incidenza scende. Aumentano anche le denunce di infortunio totali. Secondo l'osservatorio Mestrino Vega erano oltre 33.000 a fine giugno 2022, ora sono quasi 46.000. I settori più colpiti sono la sanità, il manifatturiero, trasporti e costruzioni. Penso alla moltitudine di piccole imprese e in queste l'incidente non deve essere una fatalità che si accetta, ma una cosa che si combatte. Ne abbiamo molte, ce ne sono molte in tutta Italia, perché l'Italia è fatta di piccole e medie imprese soprattutto, e quindi bisogna avere alti livelli di attenzione. Grazie ai fondi del PNRR la Biennale farà investimenti strutturali in alcune zone e quartieri della città, dall'Arsenale al Lido fino a Forte Marghera. L'annuncio del presidente Roberto Ciccuto rivela anche un'importante novità. Il Lido sì, tra l'altro ci sono anche delle iniziative che vogliono, come per tutte le altre arti, dare continuità anche nei periodi non della mostra sul territorio del Lido in presenza, quindi probabilmente ci saranno delle attività di college che si svolgeranno al Lido anche fuori dal momento della presentazione. Dare continuità alla presenza al Lido di Venezia della Biennale di Venezia e della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, non solo nel periodo del festival, ma per tutto l'anno. È un progetto di cui si parla da molti anni tra auspici e programmi, che ora però comincia a prendere una vera consistenza dalle parole del presidente della Biennale di Venezia, Roberto Ciccuto. Lido, Arsenale, Parco della Bissuola e Forte Marghera sono alcune delle zone della città dove l'istituzione veneziana con i fondi del PNRR sarà chiamata a fare investimenti importanti. L'isola del Lazzaretto, diciamo che da quando è iniziato il VR è stata, come dire, valorizzata e ci sarà un allestimento anche molto importante quest'anno. La città beneficerà degli investimenti che la Biennale è stata chiamata a fare sui fondi complementari del PNRR, con grandi opere di ristrutturazione di siti importanti come l'Arsenale, il Lido stesso, Forte Marghera e il Parco della Bissuola. E sulla mancata presenza di film russi, Ciccuto precisa. Abbiamo sempre detto fin dall'inizio che se non ci fossero stati dei film che dichiaratamente venivano da istituzioni governative o accompagnati da delegazioni ufficiali, noi gli artisti in tutte le arti li avremmo accolti. Non ci sono perché evidentemente il direttore Barbera non ha trovato fra quelli che sono stati sottoposti alla selezione dei film che ha ritenuto che potessero essere selezionati. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Come sempre ci lasciamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore sul Triveneto. Il meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Torna a rinforzarsi l'anticiclone africano, primi giorni di agosto con caldo in aumento e tempo in prevalenza buono, anche se non mancherà una certa instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di martedì. Sul Veneto condizioni di variabilità sin dal mattino in montagna con nubi irregolari e qualche temporale. Altrove sarà più asciutto e soleggiato, ma non si escludono nel pomeriggio occasionali acquazzoni che dai rilievi potrebbero estendersi anche alla zona pedemontana e all'alta pianura. Venti moderati da nord-est, temperature come detto in aumento, minime tra 16 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 30 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà instabile sui monti con rovesci sparsi possibili fin verso le zone limitrofe, più sole invece altrove. Temperature minime sui 20-22 gradi, massime intorno ai 32-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo un parziale soleggiamento con annuvolamenti e locali temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.